TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. I dazi al 30% minacciati da Trump sono una proposta irricevibile. L'Europa si è unita e non arresti il negoziato. Bisogna scongiurare una guerra commerciale con gli Stati Uniti, che sarebbe catastrofica per tutto il settore agroalimentare. Così la presidente di CIA Venezia, Federica Senno, commentando l'annuncio dei dazi al 30% da parte di Trump, che metterebbero a rischio un mercato florido per le nostre aziende. L'export agroalimentare della nostra provincia, ricorda Sinno, costituisce quasi il 21% di quello dell'intera regione Veneto, che è pari a 927 milioni di euro. Serve un'azione diplomatica forte, come ha ricordato la CIA anche a livello nazionale, conclude Senno, per trovare una soluzione e non compromettere i traguardi raggiunti finora. L'Italia può e deve essere capofila in Europa nell'apertura di un negoziato con Trump, visto che abbiamo anche più da perdere. Dopo una concitata battaglia, Adico è riuscita a ottenere un primo grande risultato sul fronte FlyGo. In questi giorni, infatti, il portale rumeno per le prenotazioni di biglietti aerei low cost ha rimborsato un socio mestrino restituendogli circa 352 euro pagati per ticket mai ricevuti dal diretto interessato. Il successo ottenuto dall'associazione era tutt'altro che scontato, visto che il sito in questione è da tempo sotto i riflettori dell'antitrust. Non solo, come si può evincere anche dai vari feedback pubblicati su social tipo Facebook, sono tantissimi i viaggiatori che hanno chiesto il rimborso da mesi e che ormai sono rassegnati a non rivedere più un soldo. Allo stato attuale sono una decina i viaggiatori seguiti da Adico, i quali ora possono davvero sperare nella restituzione delle somme pagate a fronte di biglietti aerei mai ricevuti. Cambiamo argomento. Un evento più unico che raro, andato in scena sabato 12 luglio a Jesolo. Per la prima volta, infatti, 20 sindaci di diverse province, 6 in tutto quelle rappresentate, ma soprattutto di diversi schieramenti, si sono riuniti e sfidati a colpi di barbecue, mettendo temporaneamente in stand-by politica e burocrazia per celebrare i primi 20 anni di una manifestazione diventata simbolo indiscusso delle estati venete. Grilli Roventi, il celebre campionato italiano di barbecue per cuochi amatoriali che, arrivato al traguardo dei 4 lustri, ha voluto suggellare la ricorrenza con una serata davvero fuori dagli schemi. In una piazza a Torino gremita di spettatori in festa, a trionfare tra gli amministratori è stata l'inedita coppia formata da Marco Donadella e Arianna Lazzarini, primi cittadini rispettivamente di Roncade e Pozzonovo. Parliamo di sport con il calcio. Il Venezia Football Club è pronto a iniziare la nuova stagione. La squadra guidata da mister Giovanni Stroppa è in ritiro a Falcade dal 13 al 27 luglio per prepararsi in vista del campionato 2025-2026. Durante il ritiro i giocatori sosterranno 2 sessioni di allenamento al giorno, aperte al pubblico, una al mattino alle 9:30 e una al pomeriggio alle 17:15. Saranno giorni intensi di lavoro sul campo, ma anche un'opportunità per i tifosi di vivere da vicino la squadra, immersi nello splendido scenario delle Dolomiti. Il ritiro sarà arricchito da una grande novità. Dal 18 al 23 luglio, nei pressi del centro sportivo, sarà attivo infatti il Venezia Football Club Village, un'area dedicata al mondo arancio-nero-verde, un punto di ritrovo pensato per famiglie, bambini e tifosi, con attività ricreative, giochi, momenti di intrattenimento e condivisione. Il Venezia Football Club Village sarà aperto venerdì 18 luglio dalle 15 alle 18 e sabato 19 a mercoledì, da sabato 19 a mercoledì 23 luglio con doppio orario, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Questa sarà la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.